Silvio Soldini. Buonasera. Benvenute e benvenuti e bentornato a Cinema Zero, Silvio, con una sala nuova che non l'avevi vista l'altra volta, penso, la nostra nuova sala grande. Sei tornato con un film che è tratto da un romanzo, dal romanzo di Rossella Postorino, che ha vinto il premio Campiello nel 2018, che a sua volta è tratto da una storia vera, l'abbiamo visto alla fine, quella è più ispirato alla storia di Margot Wolk, che solo alla fine della sua vita ha rivelato il suo passato. La prima domanda, forse la più ovvia, è quella: come ti sei approcciato a questa storia? So che c'era una sceneggiatura. Sì, mi è stata offerto di fare questo film, esisteva già una prima sceneggiatura, esisteva il libro, quindi ho letto tutte e due. Il libro mi è piaciuto più della sceneggiatura, devo dire. Non ditelo in giro, ma è così. E quindi ho rilavorato la sceneggiatura insieme a Doriana Leonda e Feluccio Ricca, cercando di prendere il più possibile dal libro, perché mi era piaciuto, è pieno di elementi, di cose in più rispetto al film, chiaramente essendo un romanzo di sarà 300 pagine, non so. Lentamente, per questione di durata e per questione di budget, la sceneggiatura è stata limata e ho deciso di concentrare il più possibile, lasciare un po' tutte le cose che ci sono in più nel libro fuori. C'era anche un personaggio di una baronessa, per esempio, che diventava... Tu l'hai letto? Certo. Qualcuno ha letto il libro? Mi hai fregato la domanda perché la domanda dopo che dovevo fare il pubblico. Quanti? Perché mi sa che io dovrò spoilerare una cosa dopo. Ok. Tanti, vedi? E quindi adesso sentiamo cosa ne pensano anche loro. Perché sappiate che la Postorino ha apprezzato molto il film, quindi... E niente, il libro è stato una fonte. L'altra sera gli ho detto che era stata la mia Bibbia per fare questo film, perché ogni volta che c'era qualcosa, ogni tanto lo rileggevo, facevo sottolineature, trovavo dei piccoli dettagli che magari mettevo da qualche parte nel film, in una battuta, in una piccola cosina, insomma. Diciamo che allora la cosa principale che ho fatto io quando sono arrivato è che ho detto che avrei voluto girare questo film in tedesco, se lo facevo io, perché è ambientato in Germania nel 43, tra il 43 e il 44, in un momento storico molto preciso, e la gente lì parlava tedesco, non è che parlava inglese o italiano, quindi all'inizio insomma non erano contentissimi e poi hanno accettato questa cosa, e credo che sia stato una decisione importantissima, perché ho lavorato con questi attori tedeschi, attori e attrici, che oltre a portare la propria lingua, la propria bravura e le proprie facce, hanno portato anche, diciamo, anche se non hanno vissuto l'epoca nazista, hanno sicuramente portato qualcosa di più di qualsiasi altro attore di un'altra nazionalità, perché comunque insomma il nazismo ha lasciato un segno forte in Germania, e a loro sono arrivati racconti o comunque atmosfere, qualche cosa dai nonni, una di loro ha portato addirittura sul set un giorno, è arrivata da Monaco, non mi ricordo più dove abitava, Olga, che ha interpretato Heike, quella che la costringono in bocca, Ziegler cerca di imboccare. In quella scena lì proprio lei indossa un maglioncino che era di sua nonna, e che voleva mettere su nel film proprio per sentire che c'era qualcosa che la legava a sua nonna, che ha vissuto il nazismo, insomma. Quindi no, questo è un piccolo aneddoto, però fa capire quanto loro hanno investito, hanno messo proprio l'anima per fare questi personaggi.
Tu hai detto prima che il romanzo della Postorino per te è stata una Bibbia, però sfido le persone che hanno letto il romanzo a dire ok, è stato fedelissimo, quasi filologicamente fedele al romanzo, però la terza parte che noi conosciamo del romanzo è cambiato, cioè il finale che il lettore si aspetta non è il finale che tu hai proposto in questo film. Nel senso, mi dispiace per le persone che non hanno letto il romanzo, ma che consiglio vivamente di leggere il romanzo perché è estremamente bello, però nel romanzo la storia procede, la storia va avanti, siamo nel 92, lei si ricongiunge con, seppur non continuando la sua storia d'amore, con Gregor, quindi Gregor è vivo, ma soprattutto lei scappa non avvisando le sue compagne del fatto imminente che lei sta scappando e sta tornando a Berlino caricata su un camion. Ecco, invece nella tua... No, su un treno. Su un treno, perché ho detto camion, scusami. Invece nella tua storia c'è diametralmente diverso il finale. Nella mia storia è più importante, credo, l'amicizia con Elfride, perché arriva a quel gesto finale di portarla con sé, eccetera, eccetera, e poi il finale, sì, è diverso, però è stato molto apprezzato dal Postorino alla fine, anche se tu hai questo tono così un po'. No, a me ad esempio prima una ragazza mi ha chiesto... mi ha detto che vuole riscrivere il libro per cambiare il finale. Ma guarda, ti dirò, il finale ad esempio, sai che sarà una prossima edizione? Di solito dicono sempre è meglio il libro. In questo caso a me il finale di questo film è molto piaciuto rispetto al finale è molto diverso, ha una forza diversa, eccetera, però le è piaciuto molto il fatto che lei guardasse le mani insanguinate. E lei ha trovato che il cuore del libro non fosse stato tradito, insomma, l'ha sentito molto vicino. E io credo, ho cercato in tutti i modi di non tradirlo, perché cioè, mi era piaciuto molto, non avevo voglia di tradirlo, cioè, ho cercato di, nonostante un film per forza è diverso, a parte che tu devi mettere in scena qualche cosa, nel romanzo lei racconta, poi è scritto in prima persona, è Rosa che racconta, quindi racconta quello che c'è, che era il suo passato, racconta quello che sta provando in quel momento lì. In un film non puoi raccontare, cioè devi trovare il modo per raccontare quella cosa, no? O metti una bella voce fuori campo che continua a parlare, però anche no. Ci sono due momenti di voce fuori campo qui, uno è la lettera e uno è il diario che lei comincia a tenere a un certo punto. Il diario che c'era anche nel romanzo e che poi lei abbandona è stato un momento importante per essere, diciamo, entrare un pochino nella sua intimità, nei suoi pensieri, ma è l'unico momento. Tu hai detto giustamente che Rosa è la protagonista, però c'è tutto un nucleo che gira attorno a lei, che sono queste 6 altre assaggiatrici che con lei condividono questa sorte, insomma, di essere le assaggiatrici di Hitler. Volevo chiederti come hai lavorato con, tu prima parlavi appunto del cast, del gruppo di attrici e attori con cui hai lavorato, volevo chiederti come hai lavorato in particolare con le 7 assaggiatrici, ma soprattutto come hai lavorato sui personaggi, perché sebbene Rosa sia appunto il fulcro di tutto, ogni personaggio è molto ben definito, così come è ben definito nel romanzo della Postorino. Guarda, sì, abbiamo iniziato in fase di sceneggiatura a cercare di capire veramente chi fosse ognuna di loro, indagando un pochino. Poi nel libro, tra l'altro, sono 11, mi sembra. 15, 11. 15 nella realtà erano, che non si capisce perché Hitler aveva bisogno di 15 persone per assaggiare i suoi pasti. Insomma, si vede che se una non si avvelenava, magari si avvelenava la seconda che mangiava lo stesso pasto. E poi nel romanzo sono 11 e nel film sono diventati 7 per vari motivi, però direi che 7 basta e avanza. Mi faceva molto paura queste scene in cui c'erano queste 7 a tavola e intorno altri 3, il cuoco e gli altri 2, insomma 10 attori in scena tutto il giorno, non è proprio una passeggiata, e quindi ho detto fin dall'inizio sia ai produttori che agli attori che prendevo, le attrici soprattutto, che avrei voluto che venissero 2 settimane prima di iniziare le riprese sul set, e abbiamo iniziato a fare delle prove. Abbiamo lavorato, tra l'altro abbiamo messo a posto tutti i dialoghi tedeschi, perché il film è stato scritto in italiano, poi è stato tradotto in tedesco, ma da una traduttrice letteraria normalmente, quindi poi dopo loro hanno
li abbiamo riletti insieme e a volte davano degli accorgimenti giustamente perché fossero più reali, e poi abbiamo provato tutte le scene cercando di prima di tutto capire come si dovevano sedere, chi dove, eccetera, eccetera, e poi le abbiamo proprio provate per capire che ritmo dargli e intanto lavorare sui personaggi. E ho detto ad uno di loro di prendersi ognuno in carico il suo personaggio e quindi di pensarci, di andare, di leggere se volevano il libro o di leggere anche altro sull'epoca, insomma tutte le idee che avevano sono servite per dare un po' vita a questi personaggi, anche cose che nessuno di noi sa, ma servivano a loro per recitare, insomma, per dare una base a questi personaggi, anzi a queste persone, perché poi sono persone che hanno realmente vissuto questo dramma, quindi abbiamo provato veramente a pensare chi fossero. Ed è stato molto bello il lavoro, e poi quando abbiamo iniziato a girare sono riuscito a girare queste scene, per esempio la prima scena quando entrano, lo stupore, e dico mangiate, si siedono, iniziano a mangiare, mangiano tutto perché hanno fame, e poi è anche buono, e poi dopo quando gli viene detto che attenzione dovete stare lì un'ora, come? Perché papi, tutta questa cosa qua fino a quando Rosa guarda l'orologio mentre Leni piange, lei le dà la mano, eccetera, cioè fino a lì, poi lì c'è uno stacco, si salta un'ora dopo, fino a lì l'abbiamo girato 3 volte, dall'inizio alla fine proprio, era come un atto unico teatrale ormai, era perché loro erano pronte e quindi io dovevo solo capire come inquadrare la scena, che non era uno scherzo, ma per fortuna avevo 2 macchine, quindi... Prima di lasciare la parola al pubblico, se ha qualche domanda o curiosità, un'altra domanda che volevo farti è che questo è il tuo primo film in costume, non è il primo tratto da un libro, ma è il primo film in costume, e volevo chiederti com'è stato per te. Bello tosto, diciamo. Ma sapevo che sarebbe stato così, infatti prima di accettare ci ho pensato 2 volte, anzi 7-8 volte. Anche perché io non sopporto i film in costume in cui non senti che c'è qualcosa di un po' fasullo, non ti piace, c'è qualcosa che non ti fa credere fino in fondo ai personaggi o alle scene. Magari sono i dialoghi, la recitazione, la fotografia, non so, il trucco, il fatto che questi attori sono tutti belli, con dentature perfette, dici ma ambientato nell'Ottocento, ma quando mai? Non è che mettevano gli apparecchi. Vabbè, quindi ho cercato proprio di andare in senso contrario rispetto a questa cosa qua. Loro sono state bravissime perché si sono fatte proprio imbruttire, erano proprio contente, anche questa che ha qua la voglia qui sul collo, per esempio, 2 o 3 gli abbiamo rovinato tutti i denti, non sul serio, erano i denti applicati sopra i loro. Per esempio il Fride, che è molto bella nella vita, e abbiamo un po' abbassata. Però erano molto contente loro di diventare altro da quello che sono, capito? Questa cosa qua è abbastanza rara da trovare anche in Italia, soprattutto perché prima di farsi tagliare i capelli, farsi cambiare qualcosa, farsi imbruttire un po', soprattutto le attrici, ma anche a volte gli attori ci tengono molto a apparire bellini, e quindi non... Allora, insomma, ho lavorato molto col reparto trucco, col reparto costumi, e con la scenografia e con la fotografia. Abbiamo cercato di lavorare in una direzione unica che abbiamo scelto insieme, abbiamo guardato molte fotografie d'epoca, dipinti, abbiamo cercato di capire un po' i colori, i costumi sono stati scelti uno a uno perché non ci fosse niente che risaltasse troppo, no, rispetto al resto. Insomma, c'è stato un po' di lavoro dietro. Però questo perché ci tenevo molto che fosse una storia che uno potesse vivere come se fosse ambientata oggi, insomma, nel senso che con quel tipo di vicinanza, non che vedi questi qua a inizio secolo che sono diversi da noi, no, sono uguali. Grazie. Ci
Ci sono domande dal pubblico, per caso qualche curiosità? All'inizio sono timidi, poi a volte vedo una mano. Ma guarda che io non parlerei mai in questa situazione qua, te lo dico, non ho mai parlato in vita. Adesso non so perché mi si è sciolta un po' la lingua, anche con la vecchiaia. E poi ho fatto talmente tante interviste che ormai sei... Madonna, non sapete cosa è successo le ultime 2 settimane. Cioè le domande che tu mi fai me l'hanno già fatte, non so, 15 volte. E tu pensi che sia facile per noi, che pensi adesso devo fargli la domanda geniale che magari nessuno gli ha mai fatto? Fammi la domanda geniale. Ma io pensavo di avertele già fatte di un po', e invece no, te le hanno già fatte tutte. Quindi quella che adesso sto per farti, garantito che te l'avranno già fatta 15.000 volte. Vediamo. Lo so. Te lo dico? Sì, lo so come lo dirai, ho già capito che me lo dirai. Intanto ogni volta rispondo un po' diverso. No, vabbè, ma questa è una domanda abbastanza ovvia, che tu dicevi appunto che il personaggio si possa riconoscere. Ecco, una cosa che io ho notato da spettatrice è che il luogo non c'era, o meglio, sebbene tutto fosse molto definito, cioè io sapevo che eravamo nella Prussia orientale, sapevo che eravamo alla fine della seconda guerra mondiale, sapevo che c'erano delle SS, le bandiere erano dovunque, io avevo tutti... Hai riconosciuto la svastica? Sì, ad esempio quella cosa lì, ci sono arrivata, quindi era tutto abbastanza palese, eppure la sensazione che avevo è che era dovunque e in nessun luogo, cioè la sensazione, forse anche... sai, la stanza da pranzo che non aveva alcun tipo di sbocco, era tutta lì grigia, mi dava l'idea che poteva essere dovunque e da nessuna parte. Ecco, mi chiedevo se questa cosa ci avevate pensato, se è stata voluta. Questa è abbastanza nuova, parzialmente nuova, bravo. In corner, ma ce l'ho fatta a farti una domanda nuova. Sì, infatti proprio la Postorino, quando ho visto la prima volta questo film che non era neanche finito, mi ha detto: ma sai che almeno tutta la prima metà potrebbe essere quasi un film distopico. Distopico, sì. Sì, mi ha fatto pensare questa cosa, perché cambi la svastica, metti un'altra cosa, cambi le divise, metti delle altre divise, eccetera, potrebbe essere, purtroppo, anche il discorso di Hitler, fra 30 anni. A me il discorso di Hitler alla radio... Vabbè, il discorso di Trump, non parliamone, che quando poi Trump ha detto la sua, ecco, dopo che gli hanno sparato a un orecchio, sì, esatto, ha detto le stesse robe. Esatto. Dico, o l'aveva sentito e l'ha fatto suo, ma se l'ha inventato lui, insomma. In tutti e due i casi fa un po' paura. Però sì, mi piaceva che questo luogo comunque fosse un po' claustrofobico nella sua spaziosità, perché è spazioso quel luogo. Anche perché dovevamo muoverci intorno in tanti, tra l'altro con macchine da presa e tutto quanto. Mi piaceva ci fosse dello spazio, non fossero attaccate ai muri. Però sì, è vero che c'è il ritratto di Hitler attaccato al muro, non so se l'hai riconosciuto. Non so se mi ricordo. Sì, ha qualcosa di sospeso. Comunque quello che ho cercato di fare attraverso la mia regia e tutta una serie di accorgimenti è di far sentire anche quasi la violenza nell'aria. Non so se ci sono riuscito del tutto, però è una cosa che si doveva... La guerra è intorno, è sopra, è la storia sta passando sopra le teste di tutti, c'è della violenza ovunque, però noi siamo lì in questo microcosmo, raccontiamo queste donne, raccontiamo cosa accade a loro, però a cui arriva addosso tutta questa roba qua, quindi era importante che si sentisse questa tensione, ma e spero che abbiate sentito un po' di tensione, no? Un po' che prende... Io ormai non sento più niente quando lo vedo, però... E poi è stata molto importante il ruolo della musica, secondo me, perché quando Pagani mi ha fatto sentire questo tema, me ne ha proposti altri 3 o 4, ma questo qui in particolare mi è sembrato che aggiungesse veramente al film un peso specifico, qualcosa di veramente forte. E infatti ho deciso di metterla fin dall'inizio, i primi 15 secondi solo su nero, come se... insomma, quasi una presentazione dell'elemento musica
che mette subito in chiaro che la situazione Mi ha è ricordato abbastanza... un po' la zona di interesse. Ti ricordi che inizia Beh, lì subito... c'era una musica pazzesca. Cioè. Però la prima sensazione è il vuoto e musica subito, entri subito in una situazione distopica, distraniante, comunque mi ha fatto lo stesso effetto. Se dovessi comparare la cosa. Beh, però Questa non te l'ha mai detta nessuno? È un po' più melodica la mia, Sì, però... quella era tosta veramente. Dove è stato girato? È stato girato prevalentemente in Alto Adige, in Val Venosta, tra le mele, dove abbiamo trovato questa caserma abbandonata praticamente. Erano di quelle fatte proprio 4 edifici a quadrilatero, diciamo. Un edificio era stato abbandonata tipo da 20 anni, un edificio era stato dato dei ragazzi che la provincia ha finanziato questo progetto e hanno una cooperativa che ha messo in piedi tutta una serie di attività loro, e un altro di questi 2 edifici che è rimasto vuoto era stato adibito ad artisti che prendevano degli spazi, ognuno aveva il suo spazio, il suo studio. In quello lì, al primo piano, ci siamo installati noi, abbiamo preso tutto un'ala, e dentro lì Paola Bizzarri, la mia scenografa, ha costruito quello che avete visto. Cioè, è rimasto praticamente solo il pavimento della caserma. Però questa è la differenza tra girare un film nella contemporaneità e girare un film d'epoca. È pazzesco, bisogna ricostruire tutto. E ogni mattina tutte devono essere truccate, acconciate, vestite come se vivessero 80 anni prima. Dopo un po' è bello, però mi sono molto divertito. Però è difficoltoso, ci si mette più tempo, insomma è una bella macchina, un bel carro da tirare. Io ho visto che c'era una mano... Poi scusa, mi sono dimenticato una piccola parte invece in Belgio, c'è tutta la parte che riguarda i suoceri e la scena finale nella stazione, è in una stazioncina in Belgio un paesino che si chiama Tregne, dove c'è ancora una ferrovia, una vecchia ferrovia che usano per i turisti, per fargli fare un tragitto di 15 chilometri, mi sembra, a vapore, e quindi siamo andati lì. Il problema è che poi hanno cominciato a dirmi: però si gira troppi giorni in Belgio, allora bisogna girare più giorni in Italia, come facciamo, come non facciamo? A poco mi hanno portato in Italia dei pezzi di Belgio, per esempio. L'interno della stanza di lei al primo piano è stato girato in Italia, l'interno del fienile è stato girato in Italia, quindi mi ha obbligato a fare un po' di salti mortali, perché quando lei usciva dalla stanza e scendeva giù in Belgio poi attraversava il cortile e saliva sul pulmino in Italia. Immaginati te, questa è la magia del cinema, poi lo vedi e anch'io adesso ci credo. Sì. Buonasera, io ho una domanda un po' più tecnica. Sono qui. È nascosto dall'ombra. Sì. Eccolo, la luce, la luce. Ho una domanda un po' tecnica. Com'è stato interfacciarsi con gli attori, parlando una lingua differente, e allo stesso tempo, quando loro recitavano, capire quello che stavano facendo rispetto magari appunto a interfacciarsi con degli attori italiani? Guarda, sì, me la fanno sempre, scusami. Ecco, appunto. No, ma capisco che da fuori è problematico, ma da dentro non lo è, perché, a parte, vabbè, io non capivo, non lo so, il tedesco, adesso ho imparato una frase o 2, ma basta. E soprattutto non lo capisco. Però, intanto, la sceneggiatura l'ho scritta anche io, insieme ad altri 2 sceneggiatori, i dialoghi che conoscevo. Sulla sceneggiatura di fianco a ogni dialogo italiano c'era il dialogo tedesco, e quindi più o meno sapevo cosa dicevano.
E poi in realtà quando tu dirigi un attore non è così importante capire parola per parola quello che dice, perché l'importante è capire se quella scena lì, in quella scena avviene qualcosa, se ti procura qualche emozione, cioè che cosa racconta quella scena lì. Tu devi sapere, devi capire cosa racconta quella scena lì e poi devi vedertelo raccontato, ma quello va al di là delle parole. Poi c'era qualcuno che ascoltava bene e mi diceva se per caso avevano sbagliato una frase, perché sennò poi un tedesco in sala dice oh ma che dice qui? Quindi c'era chi poi... E poi chiaramente tra di noi c'era l'inglese come lingua comune. A volte quando non funzionava l'inglese perché si andava a parlare di cose troppo sottili, diciamo, questa persona mi traduceva e ci faceva da interprete, insomma. Quindi alla fine sì, è un piccolo scoglio in più, ma non è un problema, ecco. Grazie. Prego. Ecco, un'altra domanda là. Matteo, se ci puoi aiutare, grazie. No, ma che fari che ci sono qui. Hai visto puntati su di noi? Sono accecanti, okay. Sì. Bello, Buonasera. Sì, per stordirci un attimo. Sì. Mi scuso, ma sono un po' raffreddata. Io volevo chiederle com'è stato girare le scene del cibo. Del cibo? Sì, nel senso che molte volte nei film non vediamo gli attori che mangiano effettivamente o deglutiscono, perché poi se devo rigirare la scena c'è un problema, cioè manca del cibo. Quindi volevo chiederle come si è approcciato a queste scene. E gli ho detto di non mangiare per 24 ore, quindi non so. No, a parte gli scherzi, gli ho detto non mangiate troppo, perché un po' di fame dovete averla. Poi ho ingaggiato una brava cuoca. No, è stata brava anche perché Hitler era vegetariano, bisogna pensare a tutta una serie di menù vegetariani che non fossero ripetuti e comunque anche una che sapesse cucinare a un certo livello, quindi quello che mangiavano era veramente buono, erano contenti di mangiare. Però è vero che c'è quel problema lì, ma sai, quel problema lì c'è soprattutto quando c'è una scena tra due attori che parlano mentre mangiano mentre parlano mentre mangiano. Mi è successo una volta in un altro film, piccolo aneddoto, che si chiama Brucio nel vento, che in qualche modo è imparentato con questo qui, perché è stato anche quello un film tratto da un romanzo di una scrittrice donna, tra l'altro, che si chiama Agatha Christie, il romanzo si chiama Ieri, e che mi ha costretto anche quello a girare in una lingua che non conoscevo e non era italiano, ed era il ceco, ero slovacco all'epoca, nel 2002. È successo che lì c'erano degli attori cechi, fantastici anche quelli, uno che si chiamava, mi ricordo, Stirat, di nome proprio, non aveva mai fatto cinema, il primo giorno che è arrivato parlava, c'era una scena a tavola, erano a questa distanza, lui parlava così perché era abituato a questi teatri da 1400 posti che ci sono a Praga, non so, in altre parti del... quindi ci ho messo tutta la prima giornata a dirgli Stirat, non c'è proprio, guarda che il microfono è qui, quindi puoi anche parlare così, ci si sente. Però quello l'ha capito. La cosa che non ha capito è che non doveva continuare a mangiare. E gli ho detto, Stirat, soprattutto quando c'era Ivan Franek, il protagonista, soprattutto quando la macchina presa è dietro di te e vedo lui e vedo te così, fai finta, cioè non è che devi mettere, no, non c'è problema. E c'era uova e patate. A un certo punto, ragazzi, è dovuto chiamare l'ambulanza. Si era mangiato... Ma no, si era mangiato tipo 25 uova. Cioè, gli hanno fatto la lavanda gastrica. Quindi la domanda era pertinente. Vabbè, mi ha fatto un po' ridere perché almeno così era per sdrammatizzare. So che alla fine di questo film si tende a essere un po' abbacchiati. Ecco, un'altra domanda. Vedi che ti ho detto che erano un po' timidi, però poi... Cioè, possiamo stare qua fino a... ce ne andiamo... Allora,
Tanto cerco di non assordare tutti. Volevo articolare la domanda in maniera giusta prima di alzare la mano. Lei ha parlato dell'importanza dell'immagine e quindi delle inquadrature, immagino anche durante il film, che coinvolgono anche colui che guarda e le emozioni di quelli che sono alla fine i personaggi del film. E io, forse sarà stata solo una mia impressione, ma ho notato anche una differenza di colori anche delle diverse scene. Non parliamo solo di spazi claustrofobici, ma anche del fatto che ci sono delle scene, come per esempio quelle dove le ragazze sono sedute a tavola a mangiare, che sono più, diciamo, grigie rispetto ai momenti in cui le ragazze si ritrovano in intimità a quindi condividere quello che alla fine è una convivenza forzata, e sono scene più colorate, magari con cromature diverse da quelle che possono essere quelle dove sono in caserma, dove si cerca di veicolare un messaggio di quello che era il nazismo alla fine, che era comunque una società coercitiva, una società grigia, dove la gente, dove i soldati sotto il comando di Hitler imponevano alle persone e cercavano sempre di dare ordini alle persone, in questo caso a queste ragazze. Volevo sapere se ci fosse stata una scelta anche cromatica in questo film per veicolare delle sensazioni. No, sicuramente, però anche all'interno della sala assaggi la luce cambia, e per esempio c'è una scena in cui c'è il sole che arriva, cioè si capisce che c'è un raggio di sole da qualche parte che butta luce su di loro. Le prime due scene sono diverse da quelle della primavera. Abbiamo cercato di cambiare soprattutto seguendo le stagioni, perché il film dura un anno, la storia nel film dura un anno, dal novembre 43 a novembre 44, e ci sono tutte e 4 le stagioni. A me hanno dato 7 settimane per girarlo, le stagioni erano una. Cioè c'era solo la primavera e inizio estate, e quindi tutte le altre stagioni abbiamo dovute crearle con la luce e con un po' di accorgimenti. Cioè la scenografa si è fatta tenere via 5 sacchi di foglie dall'autunno prima, che poi sparpagliavamo, cioè cose così. La neve è finta chiaramente, però appunto la luce segue un po' anche la stagione. L'idea era che anche attraverso la luce, attraverso i costumi, attraverso il trucco, a un certo punto lei ha i capelli più lunghi perché sono passati 4 mesi, poi di nuovo ce li ha più corti. Insomma, siamo stati molto attenti al passare del tempo, che è importante in questa storia, perché anche lei avvengono tutta una serie di cose man mano che il tempo passa. L'ultima scena che c'è nella sala assaggi, le ultime 2 scene, che sono quelle dell'avvelenamento quando vomitano tutte, e quella subito dopo quando lei è costretta a mangiare col mitra puntato, avvengono in estate. Infatti sono tutte vestite leggere e la luce è ben diversa dall'inizio. Grazie. Prego. Girarlo in bianco e nero? Perché non è abbastanza esaltata la drammaticità, ancora di più. No, sì, no, avevamo pensato però insomma, no, a un certo punto ho pensato che era bello trovare dei colori, i colori giusti per questo film, con dei toni sempre molto pastellosi. Poi fare un film bianco e nero hai tutti contro, tra l'altro, quindi devi essere molto sicuro. Tutti, che vuol dire distributori, produttori, perché bianco e nero, chi va a vedere il bianco e nero? È un'altra cosa che dice al pubblico. Cioè già è tedesco. Attori che non li conosce nessuno, pure bianco e nero, cioè veramente vuoi tirarti la zappa sui piedi, mi avrebbero detto. No, però a parte quello non me la sono sentita di proporlo, perché mi sembrava invece che col colore si potesse anche tutto questo discorso del passare del tempo, delle stagioni eccetera, alla fine è più semplice che in bianco e nero. Ma io direi che al di là
Al di là del dramma che c'è, si sente, è molto intenso questo film. Complimenti, sei diventato molto bravo. Grazie. Prego. E dai, dici. 12 film alla fine. Al di là di questo dramma c'è anche tanta umanità e tante scene belle, c'è anche molto amore, c'è anche una gioia alla fine di queste donne che sono giovani comunque, quindi in qualche modo ogni tanto La un scena guizzo gioiosa qual è? c'è. Tra di loro, dai, quando fumano, lago? scherzano qualche volta. Al via. lago. Al lago, Quando ecco, nuotano per nell'acqua esempio. del lago. Sì, Sì, quindi lì bravo. il colore anche è molto importante. La Sì, luce, lì il c'è un colore. verde bellissimo, no? L'acqua del Voglio lago, dire, non il è verde solo i fiorellini. dramma, per fortuna. No, ci sono dei momenti... Questo tedesco alla fine Ci sono anche momenti di poesia. Certo, uccide la compagna, questo non è stato un bel gesto, però tutto sommato... Ma ti aspettavi che fosse lì lui? Che fosse lì alla stazione? Come? Ti aspettavi che lei lo trovasse lì alla stazione? No, Lo aspettavate? no, questa è stata una sorpresa. Ah sì? Io già, no. tutti sì. Facile a posteriori dire sì. Cioè ti aspettavi che succedesse qualcosa degno di tale nome? Però tipo io avendo letto il libro... Grazie, io avendo letto il libro però di una cosa, cioè forse perché l'ho letto tanto tempo fa, però non sono d'accordo sul fatto che c'è amore, o meglio, nel senso io mi ricordavo il generale molto più umano nel libro. Qui l'ho trovato Più umano? Più umano, nel senso che alla scena finale, no, ovviamente con tutte le storture del caso, però nel rapporto con Rosa, nel libro dell'Apostolino, l'ho visto più umano. Qui l'ultima scena, cioè, o meglio anche quella in cui si trovano l'ultima volta nel fienile, o quella quando lui gli dice cosa farai tu per me, ecco, qui ho trovato una differenza, cioè sembra, forse perché è una cifra stilistica dei tuoi film, adesso perché sei diventato sempre più bravo, però è forse la donna, la persona che sempre gioca pulito. L'uomo nei tuoi film lo vedo sempre come una persona che ha sempre una doppia faccia e che deve avere sempre qualcosa di ritorno. Non so, cioè nel senso nel film a me, non so se l'ho zittito. E cos'ha di ritorno? Come? Quando lui gli dice a un certo punto tu ci sarai, per cosa farai tu per me? Nel libro non c'è questo. Cioè nel libro è lui che la mette sul treno. Invece è lei che va a chiedergli... Anche qui è lui che la mette sul treno. No, vabbè, ho capito, ma è lei che va a chiedergli mettimi sul treno. Sì. Nel libro no. Mi ricordo più il libro. No, come no? No. Non lo Non chiede? ci sono Non so. i suoceri che gli dicono... Vabbè, scusate. Sì, vabbè, ci sono delle differenze. Però alla fine... Cioè, a me quello che piace dei tuoi film, adesso vado col mio pensiero personale, è che la donna, però la donna rimane sempre una figura integra. È l'uomo che... Integra anche lei, che scusa, c'ha il marito in guerra. No, scusa, anche le donne. Insomma, no, diciamo che sì, Vabbè, complessa, è complessa. È complessa lei e è complesso lui. Lui ammazza la cosa, però poi salva lei. È un personaggio complesso. Quell'ultimo sguardo che dà quando il treno parte, lui si volta così e guarda, è forte. Per me, insomma, mi piaceva raccontare la complessità anche degli esseri umani. È vero, è un SS, ha fatto le sue scelte, è diventato SS, è diventato tenente SS, eccetera. Però poi quando è nudo con lei sul fieno nella notte, torna a essere un giovane uomo con una giovane donna che fanno sesso, che sentono attrazione uno verso l'altro, che provano desiderio, che si innamorano. Sì. Sì, è l'epilogo.
Nel libro sì. c'è un epilogo 40 anni dopo in cui si capisce a posteriori che Gregor è tornato, poi era veramente tornato disperso. e loro non stanno bene più insieme, cioè lui non sta più bene con lei, per quello che il loro rapporto finisce. E infatti un po' io sono rimasta, perché ho letto il libro, quindi sono rimasta nel finale perché il fatto che lei dopo ritrova Gregory sia all'ospedale, insomma che si rivede e lui è sposato con un'altra donna e lei è ancora attaccata a quest'uomo. Sì, infatti sono rimasta un po' ma anche per qua poi lei quando arriva ritrova Gregor. Sì, non si vede però sicuramente. Io ho finito prima, però poi continua finale. Sì, sicuramente. Io non dico che non lo ritrovo. No, è che insomma... No, bellissimo, però è veramente bello. Complimenti. Diamo l'ultima parola alla ragazza e poi... Ragazza, quella degli alimenti, del cibo. La cuoca. La cuoca. La cuoca. Allora, ultima domanda. Lei prima ha detto che era un film rischioso perché ci sono attori sconosciuti, però visto che parlavamo del tenente, non è esattamente sconosciuto. No, cioè, hai ragione. Nel senso, è Ma le giovani generazioni forse lo conoscono perché hanno visto Sense8. Sì, esatto, ma anche coi ragazzi del Reich, uno dei suoi primi film. Sì, ne ha fatti tantissimi, ma anche Elisa Schlott ha fatto il primo film come protagonista a 14 anni, ragazzi. Cioè, sono attori, loro due sono veramente attori conosciuti in Germania e che hanno una grossa esperienza. Io volevo chiederle com'era lavorare con questi attori. Con Max Riemelt? Sì, anche con lui. Perché è figo lui. Ho capito. Io non sentivo, mia moglie Cristina invece era molto contenta E poi concordo di averlo con... intorno. Io non sentivo quella cosa lì perché sono di sesso uguale al suo. E poi concordo col fatto che nel libro sia un personaggio più umano, perché poi lui cerca anche di salvare l'ebrea a un certo punto, cioè dice faccio quello che posso. Ma la fa deportare. A Rosa. Alla fine sì. No, però, non vuole salvarlo, cioè abbiamo capito che... Però nel suo film ci sono tutte queste contraddizioni, quindi mi è piaciuto molto perché non è un film che giudica, cioè nel senso ci sono questi personaggi che sono bianchi e sono neri e come nel libro, cioè come nello spirito del libro, sono molto umani. Quindi, sì, ma sì, perché poi guardate che dietro comunque anche a un mostro c'è, purtroppo è umano pure lui, quindi pure Hitler era umano, non è che veniva da un altro pianeta, era umano, ahimè. E quindi è giusto ricordarsene, però certo lui ha fatto delle scelte, poi sì è vero, poi nel fienile sembrano due ragazzini che giocano e si rotolano nel fieno. In realtà, poi fuori da lì, lui, quando lei gli dice tu non sei un uomo, sai solo obbedire. È così. È dentro un ingranaggio per cui lui deve fare quello. Al processo di Norimberga quanti hanno detto io obbedivo? No, si sono tirati fuori dalla responsabilità di quello che avevano fatto perché obbedivano. È micidiale sta cosa. Sono tutte e due parte di un ingranaggio. Bene ragazzi. Allora, siccome vogliamo vedere come... Esatto, siccome vedremo come... Farei il secondo film dove ci farei capire com'è andata con Gregor e Rosa. Sì, vado avanti. Silvio Soldini. Grazie.